Vedo che sei più provato quasi dei tuoi giocatori, perché ti ho sentito e ti hanno sentito anche il pubblico vittoriese incitare, ma ci voleva, perché ci eravamo lasciati una settimana fa abbastanza tristi. Avevo anche scritto che bisognava dare una sferzata, ti ho visto proprio tentare di dare questa sferzata e ci siamo riusciti. No, ma il merito è solo dei ragazzi, perché sono ragazzi, ripeto, straordinari, perché loro ci danno tanto in settimana, devono solo essere convinti di essere una squadra forte e a volte se lo dimenticano, basta guardare i primi 5 minuti del secondo tempo che siamo entrati con un piglio magari un pochettino più rimissivo e l'abbiamo pagata subito, però i ragazzi hanno lavorato bene oggi. Infatti Mauro Conte ha detto: mi sono vergognato per il primo tempo che abbiamo fatto, poi nel secondo tempo l'abbiamo rimessa lì e mi sono piaciuti, però effettivamente quello che hai sottolineato tu, i 5 minuti, 7 minuti fino al gol vostri erano veramente da sbandati. Sì, ma ripeto, in questa categoria secondo me la differenza la fanno le motivazioni, la voglia e l'approccio. Poi io parlo della mia squadra, ho una squadra forte, una squadra che sa giocare a calcio e, e deve dimostrarlo sempre. Poi è una squadra giovane che ci sono degli incidenti di percorso che succedono. Lavoriamo, la società è forte perché comunque la società è una società che ci fa lavorare tranquilli, quindi non ci mette pressione e quindi questa è tanta, tanta roba. Ho visto usare finalmente, ho visto un grande Gasparini che oggi era indiavolato, bene anche basso dalla parte opposta, ho visto finalmente ritornare a sfruttare questi, perché secondo me come da scarpone qual ero, dico però nel calcio non si inventa niente, bei traversoni che hanno provocato problemini alla retroguardia vittoriese. Ma sì, ma sia basso sia gas sono due motori importanti per questa categoria, difficilmente ne trovi giocatori così anche da altre parti secondo me. Quindi è solo lavorare sulla testa, se i ragazzi sono in fiducia sono forti, per noi è un più avere giocatori così e quindi speriamo che continuino. Mister, finalmente ti ho rivisto fare il tuo giochetto. Sì dai, non mancava da tanto fortunatamente, però oggi era importante farlo e ce l'abbiamo fatta. Bene, in bocca al lupo Grazie e buon mille, grazie, lavoro, arrivederci, ciao, grazie. grazie Massimo.